Benvenuti alla lezione numero 2 della sezione improvvisazione. E allora rimaniamo sul paragrafo ancoraggi a pagina 91 e osserviamo l'esercizio numero 3. Quindi dopo aver fissato bene come muoversi suonando le note degli accordi, sempre con semi brevi, tranquille, assorbite, lasciate assorbire queste sonorità, vediamo adesso su una progressione armonica. E allora cominciamo dal famoso giro di Do, quindi abbiamo Do maggiore a sinistra, La minore, magari applicate il legame armonico, Re minore e Sol. Sol maggiore per chiudere col Do, però voi andate in ciclo, invece di fermarvi col Do, riprendete da capo il giro armonico e poi in realtà potreste fare questo anche a pagina 79 usando i giri ritmici, i moduli ritmici che è per il pianista accompagnatore. E allora vediamo, lo scopo è stavolta individuare la nota dell'accordo diverso, quindi prima avete assimilato le note di ogni accordo e poi provate a cadere, diciamo, a ancorarvi sull'accordo successivo. E allora ricordiamo le note che compongono ogni triade: Do maggiore, Do, Mi, Sol, La minore, La, Do, Mi, Re minore, Re, Fa, La, Sol maggiore, Re, Sol, Si. Allora, Do maggiore si conclude, io le note proposte sono per l'esercizio numero 3 sono Sol sul Do maggiore, Mi sul La minore, Fa sul Re minore, Re su Sol e poi di nuovo Sol su Do per chiudere. Proviamo a suonare a tempo. A questo punto continuate i giri e andate un po' avanti a scegliere altre note di ancoraggio. Facciamo altri esempi. Sulla minore sono partito dal Do col Do, però sulla minore ho mantenuto il Do perché è una nota che fa parte anche della minore, quindi questa padronanza di muovervi sapendo qual è la nota da suonare, sapendola qual è la nota da suonare, già vi consente di solidificare la vostra costruzione, è la base su cui poi si lavora per vedere il proseguimento delle frasi. Però partire dalla nota giusta è fondamentale, da quella consonante. Ora però dovete anche allenarvi a questo. Prendete un quaderno di musica, rigo, pentagramma, vuoto, scrivete 4 quarti e scrivete le note che vi va di suonare, dopo che avete provato ad intonarle, perché ciò che intonate, ciò che riuscite a cantare, sicuramente suonerà bene. Potrete anche fare l'inverso, partite dall'intonazione e vedete cosa avete scritto, cosa avete suonato e lo scrivete. Allora, iniziamo a vedere, quindi. Si può scegliere di suonare, allora, vediamo un po'. Questa mi piace, la terza di Do, fondamentale di La, terza di Re minore, fondamentale di Sol, Do. Mi piace questa successione, mi sembra che funzioni. Le 4 note scelte, detto va bene, tutto funziona, allora le scrivete sul pentagramma e le fissate risuonandole e intonandole. Poi provate un'altra combinazione
mischiate queste note e poi partite anche su altri giri. Quindi ciò che intonate funziona sicuro, perché se è una cosa stonata, difficilmente riuscite poi a intonarla bene. Quindi fate questo esercizio numero 3, chiaramente potete scegliere questo giro, ma vi invito a provare anche le progressioni armoniche che ci sono da pagina 79 sugli altri moduli ritmici. Bene, fate molta pratica, divertitevi, buono studio e buona musica. Ciao!